Siamo all'Era Gallery, dove oggi, 1 marzo e fino al 23 marzo 2024, ci sarà la mostra Dorso Duro Paintings di Robert Morgan, autore newyorkese che abita e vive a Venezia ininterrottamente dal 1973 e ha ritratto la città e i suoi cambiamenti nel tempo. Nella sala principale dell'Era Gallery abbiamo visioni e particolari che adesso andremo ad indagare con l'occhio della nostra camera. Cosa dire innanzitutto dei quadri di Morgan? Sicuramente la luce, una luce che colpisce appieno le architetture, che illumina anche, come in questo quadro, seppur parzialmente, quindi ci fa capire che c'è qualcosa che crea un'ombra davanti, anche le piante, presenza così rara a Venezia e così ricercata. Però sicuramente qui abbiamo anche un altro particolare, il superamento dell'horror vacui, per cui vediamo come questo campanile svetta, come il profilo della chiesa sia soltanto una parte molto ristretta che occupa la parte bassa del quadro. Una visione alternativa e sicuramente non ordinaria della pittura. E poi troviamo l'immancabile particolare con il classico animaletto veneziano, il gabbiano. Spostandoci abbiamo degli altri particolari, delle sperimentazioni, delle fasi in cui la pittura è differente. Qui anche la superficie è differente ed è molto più grezza. Ed è un particolare di un campanile. Ritroveremo spesso i particolari architettonici, in particolare dei campanili nella pittura, come anche qui, dove viene rappresentata una piccola parte e dove è tutto in ombra, tutto è buio, tutto è sottoesposto, a parte la parete del campanile, di cui riconosciamo anche le cellette poste lungo la scala che sale del campanile. Qui invece ci troviamo di fronte a due quadri che hanno un'ispirazione differente, medesima però come base. Sicuramente la ricostruzione dello spazio a tre quarti è quella della pittura tipica dei vedutisti veneziani. Come non riconoscere nell'opera di destra un'ispirazione che ricorda Canaletto o ancora forse di più Bellotto. E qui la medesima cosa però nel contemporaneo, ovvero Marghera, le navi in arrivo, sempre un tramonto, quasi fosse un tramonto stesso perpetuo della città, con questo continuo conflitto tra la città industriale e la città d'arte. Spostandoci oltre abbiamo un altro simbolo della Venezia contemporanea, il Mulino Stucchi, questa volta però visto da un'altra visione, completamente differente, e lo vediamo in un momento in cui la luce lo colpisce a pieno da ovest, quindi siamo al tramonto. E questo continua, altri particolari della Venezia contemporanea con navi al tramonto, con luci molto suggestive, con tramonti o albe. In particolare qui riconosciamo però la presenza di fabbriche, e le fabbriche sappiamo, vedendole da Venezia, sappiamo che essendo verso Marghera, quindi verso ovest, quindi siamo al tramonto. Differente quest'opera in una classica rappresentazione veneziana in cui un traghetto che è il contemporaneo si staglia e crea stacco rispetto alle strutture che sono dietro, i classici palazzi veneziani con le classiche finestre gotiche. Spostandoci oltre ci troviamo in un angolo in cui i particolari dei campanili regnano sovrani e vediamo interessantissimo come sia differente anche la luce. Interessante questa ricerca perpetua dell'autore verso i particolari, anche come questa parte in pietra sulla sinistra bianca, in un quadro totalmente blu, quindi una rappresentazione del cielo con in mezzo soltanto parte del campanile. Stessa cosa dicesi per questo
due opere, dove la luce è differente e dove il soggetto però è il medesimo. Quindi ci troviamo di fronte a una luce in concomitanza di un possibile arrivo di temporale, come vediamo le nuvole nere dietro, e invece una luce piena, estiva, chiara, calda, che irrompe e colpisce il nostro campanile. Chiudiamo poi la prima sala con quest'opera di puro gusto metafisico, che ricorda tantissimo le opere di De Chirico, in cui le ombre completamente avvolgono la parte destra del quadro in concomitanza della chiesa, perché abbiamo la luce frontale diretta che proietta delle ombre direttamente alle spalle e che annullano lo spazio. Non c'è profondità. I nostri edifici sono davanti a noi, sono in questo campo. Sullo spazio posteriore si notano un altro palazzo, ma il buio è suggestivo perché si contrappone completamente alla luce. Nella saletta attigua cominciamo nell'osservare quanto l'autore vada alla ricerca anche dei particolari che noi troviamo nella muffa delle alghe nel quadro a sinistra, su un muretto lungo un rio, o anche il particolare di un quadro che apparentemente è rovesciato, ma non è null'altro che il riflesso di un palazzo in un canale in un momento di calma. Mentre sulla destra un blu cupo, pesante, preannuncia un temporale in arrivo, mentre sta arrivando la luce del sole, l'ultima, direttamente. Qui ci vediamo invece una giornata di brutto tempo, però apparentemente estate, vediamo dalla persona che sta camminando questa miriade di finestrelle di questo quartiere in Dorso Duro. Quindi passiamo a tre quadri che si possono definire fatti in serie, dove predomina il giallo. Un giallo e un blu cupo che preannunciano forse un temporale, ma verso il tramonto. Continuiamo e notiamo particolari ulteriori, una lanterna, un uomo al passeggio con tinte cupe quasi serali, una luna che sale all'orizzonte e poi un grigiore, una bruma, non possiamo definire il classico carico, però questa luce molto chiara, con questa nebbia forse che sta salendo e sta rivelando a sinistra il profilo di Marghera, a destra quello di una chiesa. Continuiamo con questa opera che è caratterizzata da questo azzurro intenso, viene da pensare all'estate, per il sole, per la luce, quasi un azzurro che anticipa gli azzurri che andremo a vedere più avanti, che sono quelli tipici di tanta pittura veneziana a partire dall'epoca rinascimentale fino all'epoca moderna, che ha visto in Tiepolo Giovan Battista il suo più grande cantore per le caratteristiche nuvole rosse illuminate dal sole, quelle nuvole che noi osserviamo guardando il cielo nella Venezia, perché da noi la luce è così. Siamo con l'autore, il curatore e chi organizza queste fantastiche mostre, diciamo sul circuito alternativo veneziano. Perché? Perché non ci sono soltanto, Venezia non è soltanto grandi musei, ma è anche gallerie. Le gallerie che sono anche il substrato su cui si fonda la cultura veneziana. Voglio fare una domanda all'autore. Qual è la parola con cui riassumerebbe la sua esperienza a Venezia?
Ah, dal 73 mi ha detto prima. Una parola che è un'espressione, buona fortuna. Buona fortuna. Mi sento fortunato e molto grato per essere qui. E come è cambiata la pittura, il dipingere Venezia, come è la caratteristica delle sue opere, diciamo, dal 73 ad adesso? C'è poca differenza. Ispirato sempre le stesse temi, anche le stesse tecniche. Comunque, io sono scappato da New York perché non era geniale per me, era tutto scuola di New York, astratismo, eccetera. E Venezia si poteva girare, non si sentiva proprio fuori dal mondo artistico, perché quello che mi ispirava potevo esprimermi come volevo e non... C'è una certa libertà. Libertà per sopravvivere più che altro. Ma io vedo nelle sue opere una cosa che mi colpisce è la luce. La luce che è quasi sotto certi aspetti metafisica. Ma la luce è bella sempre dappertutto, comunque l'architettura che viene colpito dalla luce che fa la differenza. Questo qui è un bel punto di vista. Perché queste chiese, questi monumenti, la luce è bella sempre. Però è interessante il punto di vista differente. Io ho detto, a me colpisce la luce sui monumenti. Lei mi ha appena detto invece il contrario. Cioè, se noi togliamo l'architettura, la luce è meno. Quindi Venezia e le sue particolarità sono... perché rimangono così impresse nella mente dei visitatori? Perché piacciono queste visioni veneziane così suggestive? Lei che tanti anni che sta affrontando questo genere di pittura. A thing of beauty is a joy forever. Ok, questo è interessante. Questo è interessante. No, Venezia fa parte della civiltà occidentale dei secoli. Però in questo c'ha un colore mediterraneo, la sua Venezia. Io vedo le opere dietro di lei, c'ha dei colori, c'ha le tinte mediterranee. Certo, ci sono anche quelle note. Siamo in Italia. E lei coglie Anche i materiali sono tradizionali, no? Sì, è vero, i materiali, c'è la pietra, c'è il mattone cotto, c'è anche il verde, come io vedo il quadro che avete dietro, che c'è anche uno dei rari verdi veneziani, oppure quelli celati, e c'è anche questi cieli, con questi azzurri che mi ricordano una tradizione veneziana moderna, che è quella, chiaramente più famoso è Giambattista Tiepolo, però con queste nuvole, che io quando racconto anche ai miei studenti, io faccio l'insegnante e gli mostro i quadri di Tiepolo, dico, vedete queste nuvole rosse? Esistono, guardatele fuori dalla finestra, perché sono le stesse. C'è uno scrittore americano, Emerson, che ha detto, "The sky, il cielo è il mio pane quotidiano." Bello, questo è interessante, bello. E a questo punto chiediamo al curatore cos'è che quando organizza una mostra come questa, con queste visioni veneziane, cos'è che segue? Che linea ha seguito qui? La linea è stata dettata comunque dall'incontro, come dicevate prima, di Robert con la città. Lui vive qui da 50 anni e soprattutto in quest'area della città, un quartiere importante per gli artisti è stato e per l'arte, e si è immedesimato in quest'area della città. Ha ritratto, e la mostra lo espone, tutti questi ambienti del quartiere del Sestieri di Dorsoduro, e quindi è stata una mostra che si è fatta da sé, cioè è stato un omaggio che noi abbiamo fatto all'artista che qui è stato da tanti anni, che ha lo studio in quello che era lo studio di De Pisis, ma è solo un dettaglio, e che vive quotidianamente questa realtà veneziana e con lo strumento della pittura. Questa è la definizione che in qualche modo in una delle ultime mostre
un grande poeta aveva definito, e quindi con questo diciamo titolo che aveva, ed è una pittura, non una pittura, ma comunque una proposta controcorrente, perché è una arte che si sostanzia di tutto quello che è venuto prima. Fino a qualche anno fa era un'area della città vissuta dagli artisti e che vivevano in una sorta di, non dico comunità, ma in una continuo scambio di esperienze artistiche, esperienze, e che la città, un village modo, esatto. Lei è scappato dal village Sì, newyorkese e l'ha trovato a dorso duro. Non è un'invenzione questa, sono stati fatti anche degli saggi importanti che documentano la presenza di questo enorme quantità di artisti che qui sviluppavano il loro lavoro. Quindi è importante anche questo quartiere di Venezia. Certo. Perché è proprio, si può definire che ed estremizzando il concetto classico di koiné, di linguaggio comune, si può dire che qui a Venezia, in questo quartiere, ci sia stato un linguaggio comune, che si sono passati gli artisti influenzandosi e hanno lasciato un'eredità che è rintracciabile anche attraverso varie esperienze artistiche, vari artisti. Ma sai, più che questa koiné e il linguaggio di gruppo, è proprio una vocazione alla poesia, alla pittura, l'importanza della pittura e il senso di passare la propria vita in funzione di questo linguaggio, di questa attività. Ecco, questo era quello che si sostanziava. Certo, il mondo poi cambia, le tecniche, le tecnologie si sedimentano, ma la pittura a Venezia e in questa area della città concentrata per via dell'Accademia di Belle Arti, di una storia che si era sedimentata, aveva sviluppato una estrema ricchezza che dobbiamo in qualche modo riscoprire, e questa mostra con l'autore lo testimonia, senz'altro. Vedi, allora a questo punto, questo qui mi dà l'occasione per ritornare al punto di partenza, chiedere a chi è l'organizzatore di tutto ciò, chi ha scelto questo quartiere, come a ritornare a riaffermare l'importanza. Vabbè, abbiamo anche chi ha messo a posto questa galleria, giusto? Quindi si sente a casa, però l'importanza di riaffermare questo quartiere come luogo della cultura, della continuazione di una tradizione artistica. Certamente, io intanto appunto ringrazio Robert Morgan, perché la sua presenza appunto arricchisce la nostra galleria, l'associazione Lera Gallery, e appunto il nostro obiettivo è cercare di far rinascere, anche se magari può essere una frase un po' così, far rinascere un po' Venezia, far rinascere quell'atmosfera che c'era veramente in maniera molto difficile negli anni 70, magari anche prima, quell'amore della cittadinanza di avvicinarsi all'arte, alla pittura, tramite le figure come Robert Morgan e le persone che si impegnano e danno tantissima energia e passione in questa, diciamo, collaborazione, come il curatore Luigi Guzzardi, per cui noi continuiamo, e come obiettivo, come sogno è di cercare di creare momenti di incontro tra i cittadini, tra la cultura, la pittura, che sono secondo me motivazioni di unioni, di scambi culturali, di riconoscere e ricordare e riaffermare questa città che secondo me un pochettino ha bisogno di nuova energia, di rigenerarsi, sì. Allora grazie a tutto lo staff delle Gallery, che sono dei ragazzi molto giovani che si impegnano dietro le quinte dalla mattina alla sera, nonostante lavorano, studiano, però ci credo in questo progetto. Io credo che un po' alla volta ci stiamo integrando e far capendo ai cittadini, ai veneziani e non solo, che ci si può, ricredere in questa città, e dobbiamo ricredere. Io credo che sia anche importante quello che hai detto finale, perché una mostra, un'esposizione non è soltanto composta dal luogo fisico, dalle opere dell'autore,
e da chi decide come fare un'esposizione, ma anche dell'umanità che lavora attorno. Quello che mi hai appena detto mi viene da pensare quanto sia importante la funzione della formazione anche direttamente sul campo. Hai detto giovani che si impegnano, studiano, sono persone che vengono portate direttamente all'interno del mondo dell'arte, vivendo l'esperienza dell'arte direttamente dall'interno. Sì, devo dire un'altra cosa, che è stato molto difficile all'inizio cercare di coinvolgere tanti giovani, perché purtroppo c'è un'idea, diciamo, che tutto è impossibile, oramai non c'è più tanta motivazione a Venezia, invece noi stiamo cercando di far ricredere questa cosa, ci si può mettere insieme, collaborare, costruire qualcosa di meglio, dare spazio soprattutto agli artisti che sono l'anima di questa città e ai cittadini vivere questo momento magico. Per cui grazie a Roberto e Robert e a Luigi Guzzardi. Beh, io devo dire che è la terza mostra che vengo qui, la terza volta che mi ospitate, vi ringrazio Comic Con di permetterci di fare le riprese, e ho visto che state proponendo cose completamente diverse nell'ambito della contemporaneità, e questo è bellissimo perché dimostra come l'arte sia ormai una sfera in continua espansione e dalle molte sfaccettature. Qui abbiamo una visione di un quartiere di Venezia, di una presa dal vivo con le luci, però abbiamo visto nelle altre mostre altri generi di esperienza. Quindi io posso dire, vi ringrazio perché state portando quella che è la cultura sopra un livello che, ripeto, che non è soltanto quella del Correr, Palazzo Ducale e compagnia bella. La cultura, e quella che sarà la cultura del futuro, si basa esattamente su queste esperienze. Grazie quindi anche da parte di Con. Grazie al maestro. Grazie a voi. E in bocca al lupo per le future esposizioni dai Con. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie tanto.